ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Dall'alba di oggi la Polizia di Stato di Catania ha eseguito una vasta operazione antimafia coordinata dalla Procura distrettuale etnea volta alla disarticolazione dell'associazione mafiosa Santa Paola Ercolano. Centinaia di uomini coadiuvati dai reparti speciali sono stati impegnati nell'esecuzione di decine di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti di Cosa Nostra catanese del clan Lineri, specializzato nelle richieste di pizzo ad imprenditori e commercianti del capoluogo etneo. Circa 20 imprese locali, dopo anni di pressanti richieste, sono così liberate dal taglieggiamento da parte del sodalizio mafioso. Proprio in questi minuti è in corso la conferenza stampa di presentazione dei dettagli dell'operazione. Alle 14 vi daremo tutti gli aggiornamenti. Armato di un grosso coltello era sfuggito al controllo di polizia, aggredendo gli agenti e procurando loro lesioni personali. Siamo a Marsala. Il giorno seguente i poliziotti, durante l'ispezione della baracca in stato di abbandono allestita all'interno di un appezzamento di terreno in via Vita, dimora dell'uomo, hanno subito altre minacce anche con un'ascia, ma sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Scovata e sequestrata una piantagione di marijuana in manette, due giovani tedeschi, militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittoria, hanno effettuato attività di monitoraggio e perlustrazione delle aree rurali alla periferia del centro abitato del comune di Acate e hanno individuato il campo in cui vi era una coltivazione di 243 piante di marijuana. In Italia i caregiver familiari sono circa 3 milioni, ma l'ordinamento italiano non prevede alcuna tutela giuridica che possa offrire garanzie in materia di pensione assistenziale, indennità o malattia, né tantomeno assicurare una qualità della vita pari a chi non si occupa a tempo pieno di una persona con disabilità. Per il Comitato delle Nazioni Unite, la mancanza di sostegni finanziari e sociali alle famiglie delle persone con disabilità configura una violazione dei diritti umani. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.